Da quanto esistiamo sulla terra noi siamo criticati. Ma cosa combiniamo tanto di male noi? Non so. Parlano molto, raccontano i residenti di etnia Sinti delle casette di via Vallenari a Favaro Veneto. Non accettano di farsi riprendere, ma vogliono far sentire la loro voce. Sono cittadini italiani, mandano i figli a scuola, sono nel mirino, ma senza averne colpa. Vi accusano di rubare. Sì? Lei ha rubato? No. Non tutti. Qualcuno ruba, è naturale. Come in tutte le etnie. Casette costruite dall'amministrazione Cacciari nonostante proteste anche clamorose, il trasferimento nel 2009, poi iniziano i controlli, numerose le operazioni delle forze dell'ordine con arresti in particolare per furto di persone residenti o semplicemente ospiti all'interno. Non sono tutti così però, le persone che abbiamo incontrato raccontano di lavorare, chi raccoglie ferro vecchio, chi vende auto. Abbiamo una brutta pubblicità, ce la fanno, ce la fanno loro, specialmente Salvini. Quello non so perché arriva fino a dire queste cose che ci deve distruggere tutti. Contro i campi nomadi da anni si batte un comitato di residenti. Il presidente Silvana Tosi ha fatto anche lo sciopero della fame. Nel 2011 l'Europa ha previsto l'abolizione di ogni segregazione territoriale. Quella di via Vallenari lo è. È una minaccia per l'integrazione, è una minaccia per lo sviluppo psicoeducativo dei minori, è una minaccia per la sicurezza, inoltre è una minaccia per il patrimonio abitativo dell'area circostante. Casette troppo piccole per vivere dignitosamente. Sono stati ingannati perché gli hanno detto che poi potevano allargarsi, in realtà essi non possono allargarsi. Le bollette e le tasse vanno pagate anche l'affitto, se questo doveva essere un modello, secondo la giunta Cacciari, adesso qualcuno deve venire a vedere cos'è. Invitiamo Salvini a venire qui, perché queste persone vogliono andarsene, non vogliono rimanere. È stato un grave errore, lo ripeto, sperpero di denaro pubblico, 4 milioni di euro.